riconoscimento, se non ve lo dà nessuno vi faccio io un diplomino alla fine. Alla memoria oppure? No, memoria. No, grazie. E ringrazio e saluto tutti quelli che sono in collegamento via TV e via social, e dico appunto ringrazio i giornalisti perché sono parte integrante della squadra. Se non ci fosse stata la comunicazione giornalisti in questa fase avremmo avuto grosse difficoltà a parlare con i cittadini, quindi un ringraziamento a tutti i quotidiani, anche con un invito ad andare a comprarli i quotidiani, perché non è che si possono fare i comitati o le raccolte di firme quando non ci sono più. Fatelo adesso che avete l'opportunità, e le televisioni di guardarle e magari di comprare anche le cose che sono pubblicizzate, così il sistema si chiude. Sembra una battuta, però penso che l'attività di protezione civile che avete fatto in questo periodo sia assolutamente illuminante rispetto a questa tragedia che stiamo vivendo. Ringrazio e saluto Chiara Scipione, che è qui per il linguaggio LIS e quindi per parlare a quei nostri cittadini che non sentono, quindi ai non udenti, e che hanno anche loro il diritto in questa fase tragica di avere delle informazioni che siano assolutamente utili. Ora voi sapete che in questa prima fase c'è il grande tema dei dati del bollettino. I dati del bollettino oggi ci dicono che abbiamo una crescita ovviamente dei positivi, abbiamo 17.457, dico piano i numeri anche a beneficio di Chiara, persone in isolamento, e guardate che questo è un dato che dà la dimensione del grande lavoro che i sanitari del Veneto e la nostra sanità sta facendo. Questo vuol dire tamponi, effetto tamponi. Di questi quasi 7.000, sono 6.935, sono positivi. Questo è il dato di questa mattina. I ricoverati crescono. Oggi stiamo prestando cure a 1.773 pazienti. Vuol dire che abbiamo 1.773 letti occupati da pazienti da pazienti coronavirus. Domani peraltro vi annuncio, vi daremo un dato di cosa significa il resto degli ospedali. 1773 pazienti ricoverati in malattie infettive, in terapia semi-intensiva e in terapia intensiva 326. 326 persone che in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte. Sono persone che sono in terapia intensiva, che senza quella macchina morirebbero. Molti di questi usciranno dalla terapia intensiva, abbiamo già avuto le prime uscite, ma sono 326 persone che se non ci fosse un sistema che funziona della sanità oggi non sarebbero qui. Lo dico perché la terapia intensiva significa invasiva, significa macchina che respira, quindi un respiratore meccanico. Il dato buono che cresce sono i dimessi, 508 persone dimesse, stiamo crescendo con le dimissioni, e questo dà anche una dimensione di cosa significhi un sistema che funziona per le cure. Crescono ancora i morti, 287 morti. Io ve l'ho detto, è un bollettino di guerra questo. Sicuramente siamo riusciti a frenare la curva che poteva impennarsi da un momento all'altro in maniera verticale, però abbiamo i morti, 287 persone che sono morte. E da oggi vi do un altro dato che diventerà una costante, che è un dato positivo: 91 nati. Questi sono i nati di ieri, ogni giorno vi darò i nati, anche perché si possa avere una dimensione che la vita continua. E nei bollettini di guerra abbiamo sempre notizie negative.
Beh, per noi la notizia positiva sono le nostre maternità che continuano, i nostri punti nascita che continuano a far nascere bimbi e alla mezzanotte di ieri, del 25, 91 bimbi sono nati in Veneto, questi 91 nuovi veneti che vedono la luce in un momento tragico della vita di questa comunità. Cosa vi dico? Vi dico che in questo marasma di decreti, di determinazioni o quant'altro, chiedo ai cittadini che siano assolutamente della partita. Allora qualcuno ieri mi ha detto: ma tu hai dato una notizia positiva. Sì, in effetti ho dato una notizia positiva. Il modello viene, diciamo, è indietro di 2 giorni, cioè vuol dire, anzi avanti di 2 giorni, vuol dire che le misure che stiamo adottando e che è la vera cura del coronavirus, cioè stare in casa, poi vi darò 2 o 3 indicazioni anche per i cittadini, perché sono subissato di richieste, di indicazioni, di aiuto, e è bene che oggi inizi a darle. Stare in casa per tutti quelli che non devono uscire per lavoro o per finalità che non siano impellenti, come quella di andare a comprarsi le medicine e andare dal medico. Tutto il resto è stare in casa. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1700, quasi 1800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Il virus c'è, è ubiquitario e noi dobbiamo evitare l'incontro con il virus. Utilizzando metodi di protezione, adesso continueremo a distribuire mascherine, cercando di approvvigionarci di qualsiasi sistema di protezione di naso e bocca. Guardate, anche se dovete fare la spesa e non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente, fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi, così, così, così e così. Il virus si annida nelle mani e se ci mettiamo le mani in bocca poi, negli occhi o nel naso, ci infettiamo. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate se potete all'aria aperta gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Il virus si aggrappa nel cartone, si aggrappa nelle superfici ferrose, nei metalli, si aggrappa nei tessuti. Se arrivate in casa e dovete sbattere un maglione, si sbatte fuori all'aria aperta. Arieggiate il più possibile i locali, come facevano le nostre nonne. Vi ricordate una volta da bimbi vedevamo che al mattino tutte le case avevano le lenzuola con tanto di cuscini sui davanzali esposte, stavano lì tutto il giorno. Una volta si disfava il letto, adesso è inutile che lo diciamo, perché disfaletti e rifaletti ce ne sono pochi in giro. Però è già sufficiente arieggiare, perché se il virus trova un ambiente confinato dove non si ricambia aria, il virus è lì. E alla minima respirazione fatta in maniera maldestra ve lo inoculate. Cercate di evitare rapporti con le persone, i rapporti con i vicini di casa, i rapporti ravvicinati, i rapporti anche intermediati. Cosa sono i rapporti intermediati? Che voi dite, ma io sono sempre stato in casa, però se quello che ti porta la spesa, no, ma io non vado a fare la spesa, me la portano, ma chi ti porta la spesa? Dove mette la spesa? Te la deve lasciare fuori dalla porta di casa, non portartela in casa, perché poter portarti anche il virus con la spesa. Ma io non esco mai di casa, escono solo i miei bimbi a giocare. Con chi vanno a giocare i tuoi bimbi?
Vanno per i bimbi del vicino di casa. E i bimbi sono anche loro un vettore di virus, non sono esenti dal virus, li ricoveriamo anche i bimbi. Attenzione, e lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%. La macchina del volontariato, della comunità deve tutelare questa fascia di età, gli over 70, perché sono le fasce più deboli. Quindi evitate di andare a fare visite a queste persone. Sembra quasi un controsenso, no? Dire di non andare a visitare le persone anziane. Oggi rischiamo di farle ammalare e farle morire. Oggi vi dico, è giusto che stiano in isolamento, è un grande sacrificio per una persona anziana non vedere i nipoti, i figli, le persone più care, ma questo è un vero investimento per il loro futuro. Ovvio che abbiamo una sanità che risponde, ma la sanità risponde anche in base alla qualità del paziente che ci arriva. Se ci arriva un paziente anziano, già cronico, perché ha delle sue, è un diabetico, è un obeso, è un cardiopatico, è un asmatico, e ha magari un oncologico che magari abbiamo curato per bene, se si prende un coronavirus comunque abbiamo difficoltà più che per un paziente normale a curarlo. Il coronavirus lo prendono tutti, sviluppa patologia diversa, sintomi diversi a seconda dell'ospite che trova, del corpo umano che trova, ma il coronavirus attacca tutti. Cioè, non voglio più sentir dire in giro che tanto è un problema degli anziani. Non è vero. Abbiamo persone di 30 anni intubate, abbiamo persone con gravi sindrome respiratorie decisamente giovani, adolescenti, e quindi finiamola questa menata degli anziani. Premesso che se anche fossero solo anziani sarebbe veramente vomitevole che qualcuno pensasse che visto che sono anziani non è un problema sociale. Il mondo intero si sta fermando e quindi non serve più rispondere a tutti quei fenomeni da baraccone che scrivono sui social o scrivevano rispetto a dietrologie, complottismi o quant'altro, perché il mondo intero si sta fermando. Ho letto, non so se su The New York Times o su un altro newspaper, ho letto del fatto che New York fa 70.000 contagi ogni 3 giorni, è chiuso il Sudafrica, in Louisiana stanno morendo persone perché non potendo far nulla si è diffusa la notizia, purtroppo sempre fake, che le cure per la malaria sono cure utili per il coronavirus, quindi stanno morendo da intossicazione di farmaci per la malaria, perché sono epatotossici, quindi fa male al fegato e quindi partono magari le cirrosi o le epatiti fulminanti. In tutto questo contesto bisogna seguire le indicazioni. Vi dico la bella notizia che ad oggi noi pensiamo di poter dire che tutto quello che dovevamo allestire come attività di terapia intensiva ci siamo, aspettiamo ancora le ultime macchine che devono arrivarci, ma insomma siamo pronti per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zai ha fatto le terapie intensive. Cioè, non è che dici, mi spago la gamba, tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. L'unica preghiera che vi torno a fare è di stare in casa. Agli anziani, alle signore, ai cittadini in generale. Andate una volta alla settimana, e comunque se potete anche di meno, una volta ogni 2 settimane se ce la fate, o ancora di meno una volta al mese, so che dico magari una cazzata, ma per darvi un'idea, fate una spesa grande e poi basta il supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi, cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti. Vi fate una bella spesa, chiunque sa benissimo che per una settimana la si può fare,
perché tutti noi siamo in grado di programmare una settimana. Compratevi casomai scatolame, che non vi fa mai male, e non è che io, che sono un difensore del cibo di qualità e identitario, vi dico che in questa fase ve lo consiglio io: prendetevi casomai 10 scatole di tonno piuttosto che della carne in scatola o qualcosa, in caso di impossibilità di uscire di casa qualche giorno. Ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie, non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Io non so più in che lingua dirvelo. In ospedale abbiamo avuto un crollo degli accessi al pronto soccorso, siamo passati da 4.200-4.500 al giorno a poco più di 1 migliaio in tutto il Veneto. I cittadini hanno capito di andare solo in caso di estrema necessità, gli ospedali sono aperti, continuiamo a erogare servizi, domani vi presenteremo un piano di quello anche che stiamo facendo, che non si chiama coronavirus, però la preghiera che vi faccio: ascoltatemi. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso, se non mi ascoltate ne veniamo fuori con le bare, perché è inutile che ci giriamo attorno a questo discorso. Questa è una brutta bestia, tutti l'hanno studiata, tutti sanno un sacco di menate sul coronavirus, ma alla fine la conosceremo quando avremo chiuso i conti con questo signore. Circa l'infezione, i danni da infezione, i danni da reinfezione. Noi stiamo preparando anche il progetto per tutto quello che è il post coronavirus per i pazienti che hanno avuto il coronavirus. Non è una passeggiata, quindi mi raccomando, le norme igieniche, le mani, la mascherina o comunque una protezione, evitare contatti, evitare un sacco di cose. Poi diciamocelo fino in fondo, ai nipoti che hanno i nonni, cominciate a fare le videochiamate con i nonni. Facciamo in modo di utilizzare la tecnologia per quanto possibile, per quanto sia attuabile. Facciamo in modo di utilizzare quello che altri anni fa non avrebbero avuto. La videochiamata è già un buon sistema, no? Lo sappiamo, l'emigrante di oggi riesce a videochiamare a tutte le ore, spendendo nulla, i propri cari dall'altra parte del mondo. Noi lo facciamo magari dando un appuntamento ai nonni con una videochiamata che si riesce a organizzare, a spiegare come funziona, e penso che questo sia già più che sufficiente. Seguite le indicazioni che vi danno i quotidiani, comprate i giornali tutti i giorni, compratevi un giornale che comunque nei giornali trovate tutte le indicazioni e i suggerimenti. Ringrazio i diversi editori e i direttori del giornale, magari invitandoli ancora di più a dare anche le informazioni e le istruzioni per l'uso, no? Cioè, ripetiamo le istruzioni per l'uso. Avete tutti i nostri social che hanno le informazioni validate, a iniziare da Birra al Veneto, che è diventata una piattaforma che ieri ha passato i 100.000 utenti fissi quotidiani, e quindi lì potete informarvi. Le televisioni le ringrazio, perché le televisioni ci permettono di avere una informazione in real time durante tutto il giorno, oltre ai siti dei giornali, le televisioni con le dirette, con quello che fate, e direi che questo è un merito che io devo riconoscere a tutti voi. Non ve lo dico perché mi avete rotto le palle, perché non mi avete rotto le palle, però è giusto dire quando la gente si dà da fare. Chi ci sta guardando da casa deve sapere, e casomai giriamo almeno questa, deve sapere che qui ci sono questi signori che tutti i giorni sono qui, e sono qui a rischiare la loro vita proprio per fare in modo che le informazioni arrivino. Penso che questo qualifichi e tolga ogni dubbio sulla qualità dell'informazione, quella buona che c'è e non quella che cerca solo polemiche e non notizie che aiutino a vivere meglio. Donazioni. Insomma, io mi sono dato da fare, devo dire, ho una buona rubrica telefonica e ho passato i 13 milioni di euro, ma sto ancora continuando. Li ringrazio tutti, vi ho già detto, ho ringraziato più persone in questi giorni e voglio continuare a ringraziare. Ringrazio l'azienda Fassa, Paolo Fassa, e voglio ringraziare Paolo Fassa e veramente ringraziarlo di cuore. È stato uno dei primi che mi ha chiamato
è un'azienda che ha molti dipendenti, che si sta dando molto da fare e nonostante non c'entri nulla con la sanità, con le attività della regione, mi ha detto subito: io sono in Veneto, ho tanti dipendenti veneti, voglio sostenere la sanità del Veneto. Ci ha dato 500.000 euro. E poi voglio anche ringraziare Rino Mastrotto Group, questi sono conciari di Arzignano. Rino Mastrotto è una grossa azienda e anche lui mi ha chiamato, mi ha detto: Luca, vogliamo esserci, la sanità ci sta dando tanto, c'è tanta gente che soffre, che non ha possibilità, noi vogliamo dare una mano, altri 500.000 euro. E poi infine, ma solo per oggi perché poi domani continuo, Mauro Fanin, Cereal Docs, quindi vi ho dato 3 settori, vi ho dato Fassa che si occupa di calci intonaci con 500.000 euro, vi ho dato ovviamente Rino Mastrotto Group di Arzignano, Fassa di Spresiano per capirci, Mastrotto è di Arzignano, e poi Cereal Docs, una grande azienda, un SPA che si occupa di cereali ma anche di tutto quello che è la ricerca su questo fronte, le farine, i semi eccetera, è una grande azienda innovativa peraltro, altri 500.000 euro, Mauro Fanin che è il titolare di Cereal Docs, Paolo Fassa, titolare di Fassa SRL, e Rino Mastrotto, lo dice il nome dell'azienda, titolare della Rino Mastrotto Group. Quindi grazie ancora, abbiamo 13 milioni e 8, vi dico che stanno chiamando in tanti, ve li dico questi nomi per ringraziarli e perché penso che chi a casa sta sentendo il nome di un suo collega poi magari dice: voglio esserci anch'io. E quindi questo bene, dopo De Longhi, dopo i Moretti Polegato, dopo i Zoppas, dopo Ennio Doris e molti altri ancora, direi che è positivo che ci siano ancora versamenti. Sapete, giorno dopo giorno insomma si cresce, dedico una mezz'oretta di telefonate al giorno, insomma i risultati arrivano e sono felice. Sono felice e a questo ovviamente si aggiunge Fabio Franceschi che ci ha dato le mascherine e aggiungo ci darà le mascherine. Avete visto che c'è un bel video che gira sulle mascherine fatte, le chirurgiche fatte in qualche paese asiatico dove sono lì tutti con i piedi nudi che camminano sopra le mascherine, l'igiene è a livelli zero. Dico, sono mascherine che sicuramente usiamo anche noi perché arrivano belle impacchettate e poi infiocchettate, lo dico solo come risposta a quelli che hanno perso il prezioso tempo della loro vita personale per fare video contro le mascherine della regione. Questo vuol dire essere solo Lazzaroni, non c'è altra categoria. Perché insomma discutere sulla qualità di queste mascherine quando non c'è nulla sul mercato vuol dire non capire neanche qual è la tragedia che sta vivendo le persone. Senza offendere nessuno. Domande ragazzi? Filippo. Buongiorno Presidente, 2 domande. Allora, una domanda riguarda proprio insomma, la situazione del ricovero dei pazienti nei centri coronavirus e la situazione che riguarda invece i pazienti ordinari che prima erano accolti in questi ospedali. Un po' com'è la dinamica in atto, se hai qualche numero da darci. Ma guarda, i numeri domani vediamo dei numeri in generale sui pazienti, sta preparando l'assessore Lanzarin che è qui, che saluto, e l'assessore Buttacci che sono sempre qui con me, e noi abbiamo detto che usciamo da questa sede quando sarà finito il coronavirus, quindi mettetevi il cuore in pace. E ne abbiamo parlato anche stamattina con i direttori generali, vi daremo un piano penso già domani. Quanto all'occupazione di Covid stiamo andando avanti, Sant'Orso sta galoppando verso l'occupazione, Schiavonia in uguale misura, Villafranca non ne parliamo, Marzana non ne parliamo, Villa Salus idem, stiamo sostanzialmente svuotando gradualmente anche San Camillo, Jesolo abbiamo già le terapie intensive, ma come anche negli altri, nel senso che è un sacrificio che chiediamo ai territori, ma penso che davanti a questi numeri, vi ricordate quando 10 giorni fa vi ho detto è inutile che si facciano polemiche, saranno i numeri a rispondere a quelli che fanno le polemiche. Sant'Orso abbiamo mantenuto, ad esempio, si è riusciti a mantenere aperto il punto nascita perché è totalmente isolato rispetto al Covid Center, e peraltro Sant'Orso ha anche un altro vantaggio che il punto nascita ha le sale parto con la possibilità di fare la chirurgia per i cesarei.
Quindi Sant'Orso si continua al punto nascita. Stiamo svuotando Vittorio Veneto, anche quello. Guardate, io spero che questo sacrificio che chiediamo ai pazienti e ai loro familiari venga ripagato, o meglio ancora sia quasi inutile, perché magari la chiudiamo anche velocemente questa partita. Ma ad oggi, guardate, abbiamo molto buio ancora nel tunnel. Se qualcuno dice, ma oggi tutti mi chiedono, ma tu come la vedi? La vedo che non bisogna abbassare la guardia, la vedo che al fronte stanno ancora bombardando e sparando, non vediamo dov'è il nemico, ma abbiamo capito che la trincea ci protegge. La trincea sono i tamponi, è un sistema sanitario che funziona, è una visione lucida di quello che dobbiamo fare. Qua io ho sempre detto al mio staff, mai perdere le staffe, è un attimo anche, perché quando vedi bollettini di morti, casini, respiratori che non arrivano e dovevano arrivare, merci sequestrate in giro per il mondo, noi siamo stati sempre fermi sul pezzo e continueremo a essere fermi perché alla fine ne veniamo fuori. Peraltro abbiamo allestito un contingente di terapie intensive da paura, per cui immagino che quando avremo finito le daremo, alcune le daremo anche a qualcun altro per aiutarli, perché diventeremo donatori poi, no? Sostenitori di chi ne avrà bisogno, perché purtroppo quando avremo finito noi ci sarà ancora qualcuno che avrà questa emergenza. Prego. Scusa, volevo completare, Sì. avevo un'altra domanda. I pazienti ordinari li Sì. state smistando un po' con Sì, li stiamo gestendo assolutamente con le cure. Potrei dire, guardate, ieri ho parlato con una persona, una famiglia che ha avuto un intervento oncologico importante di un paziente che è stato operato, cioè l'attività oncologica continua ad andare avanti. No, ma io mi riferivo nei coronavirus che state svuotando, Sì. per esempio. I ricoverati Continuano ad essere ricoverati in altri posti, se hanno ancora necessità. In Veneto abbiamo una degenza media di farla grande di 5 giorni, e per cui considerate che il paziente, se dici oggi svuoto, fra 5 giorni sostanzialmente il 90% sono tutti dimessi, cioè non abbiamo queste difficoltà. Non avendo noi dei leprosari, ma abbiamo degli ospedali degni di questo nome, riusciamo, lo avete visto con Schiavonia la velocità che abbiamo avuto. La Schiavonia, vorrei magari vi diamo un dato, l'assessore la raccoglierà, vediamo anche un dato di quanti Covid ci sono. Cioè Schiavonia sta diventando il polmone dell'azienda ospedaliera, ragazzi. L'azienda ospedaliera li mette, passatemi il termine che è brutto, ma vi dà l'idea, li mette dritti e dopodiché vanno verso Schiavonia, perché l'azienda ospedaliera non è che può anche caricarsi il malato non grave. L'azienda ospedaliera fa alta terapia e dopodiché dobbiamo ospedalizzarli per continuare le terapie con l'ossigeno e con i farmaci. L'altra domanda riguardava l'Avigan. Sì, bravo. Sì, guarda, sull'Avigan noi stiamo aspettando il protocollo, penso sia questione ormai di ore, perché AIFA deve fare un protocollo operativo, poi noi siamo pronti a testarlo. Non illudiamo i cittadini, abbiamo 6 farmaci in sperimentazione, l'Avigan sarà il 7º, Avigan è il farmaco giapponese, io penso che sia doveroso testare Avigan, dopodiché serve, non serve, è un fiasco, è una monata, è il risolutore di tutti i mali, non ve lo so dire, però questo facciamo dire alla comunità scientifica. Prego. Volevo chiedere, il reclutamento dei 1000 medici di cui abbiamo parlato più volte è stato completato? Cioè Sì. Perché abbiamo delle segnalazioni, lo dico qui, ci hanno chiamato almeno in 2 per dirci che non sono stati chiamati pur essendo stati selezionati. Ovviamente 2 non è un campione significativo, però volevo capire. Sì, guarda, diamo il riscontro generale, se poi i nomi magari vediamo, perché può essere che siano, non so in che graduatoria siano, comunque stiamo tirando su, sono i 500 più i 500. Sì, sono 525 più i 780, mi sembrano, sono quelli dell'azienda zero. Sì, perché ci hanno chiamato per dire siamo disponibili ovviamente, abbiamo lavorato, però non abbiamo avuto... Sarà un problema di pratica perché avendone 500 più 780 sono numeri grossi. Prego. Sì, facciamo una verifica, segniamocelo. Domani l'assessore vi dà conto di questo. Altro? Governatore, se posso, il numero dei morti purtroppo spaventa e ero curioso di capire insomma il progetto del post contagio. Ma questo ne parleremo quando siamo in grado di presentare bene un progetto, che c'è un progetto che prevede anche l'accompagnamento di questi contagiati.
Il numero dei morti invece purtroppo spaventa, c'è questa Guardate, il numero di morti deve essere il numero che ognuno deve fissarsi, sono 328 oggi, no? Stasera andiamo a letto e tutt'oggi pensiamo a questo numero 328. Se ci comportiamo bene lo facciamo calare e poi si fermerà del tutto. Se continuiamo invece a pensare che sia un problema degli altri, finirà che prima o poi qualcuno bussa anche a casa nostra. Grazie. Prego. Io avrei una raffica di domande e poi facciamo l'ultimo giro come ogni volta. Prego. Oggi sono veramente molte. Cominciamo dal basso. L'ultima arrivata, Nicolussi Moro, ne presenta ben 4. Allora, a che punto è il sistema per controllare chi va al supermercato più volte al giorno? Prima domanda. C'è un sacco di proposte, ma al momento non c'è un sistema e sinceramente devo dirvi che qua dobbiamo puntare, il sistema migliore è puntare sul senso civico, perché anche sulla tracciabilità abbiamo disponibilità anche da Israele per dei sistemi, diciamo, intelligenti di verifica anche degli spostamenti, però poi vanno sempre a cozzare con quello che sono le norme della privacy in questo paese. In questo paese io sono convinto che in questo momento bisognerebbe sospendere queste norme e lasciare ai sistemi sanitari di essere un po' più liberi. Questo vale anche per la app per controllare i positivi. L'altra domanda è: quando parla di ordinanza più stringente sugli acquisti, quella minaccia di prima, Ma sì, cosa intende? Ma intendo che se continuano a dirmi i gestori che allora, c'è chi dice facciamo le giornate con la lettera dell'alfabeto, qualcun altro che dice utilizziamo una tessera che viene timbrata, dopodiché tu non la puoi più usare. Sono tutti sistemi comunque che prevedono di mettere in piedi una macchina importante. Io dico che se ci ascoltiamo e ci curiamo da soli, non andando 3 volte 4 a settimana al supermercato, forse è meglio. Se poi dobbiamo fare l'ordinanza, faremo l'ordinanza, ci metteremo una modalità per sfoltire anche, qualcuno dice lasciamo i supermercati aperti 24 ore, sì vabbè, è l'uovo di Colombo e c'è dentro i supermercati chi ci mettiamo a lavorare. Cioè vorrei anche far capire che gli esperti delle soluzioni devono anche darmi la soluzione, non solo l'idea. E 3 domande che riguardano delle percentuali che magari forniremo più tardi, perché immagino non siano al momento sul suo tavolo. Qual è la percentuale di bimbi e di adolescenti ricoverati e quanti sono i pazienti non Covid? Beh, questo non lo sappiamo. Le daremo più tardi. No, le daremo domani questi dati. Sì. Per quanto riguarda invece la collega Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, sul fronte delle cure sperimentali ci sono... stiamo andando avanti. 2, lei aveva annunciato ieri pomeriggio una videoconferenza col governo, cosa è emerso? È emerso che siamo stati, io poi ho anche staccato perché avevo altri impegni, hanno parlato fondamentalmente di forniture, di tabelle da fare, di verificare gli arrivi, verificare se le scorte ci sono aspetti operativi. Finché ci sono stato io di aspetti di rapporti del governo non si è proprio parlato, tantomeno che di decreti. Quindi non si è parlato, dice la Giacomuzzo, di stanziamenti per le imprese. Angela Pederiva, il Gazzettino, buongiorno Presidente, stamattina Conte ha confermato la manovra da 25 miliardi con volontà di potenziarla. Quanto stima che servirà al Veneto per riprendere l'economia? Ma guardate, io penso che 25 miliardi sia solo l'inizio, spero. La Germania ne ha stanziati oltre 500, ha fatto 525 miliardi e gli Stati Uniti hanno detto 2000 miliardi, ha stanziato di dollari. Vabbè, però si sta presto, potrei anche dire forse che sono pochi quelli degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono talmente grandi che sono, non so, cosa sono, 10 volte la Germania o giù di lì, adesso non so, la Germania ha stanziati molti di più se volete. Certo è che noi abbiamo 2 emergenze, quella sanitaria e quella economica. Ne dobbiamo uscire vive da tutte e 2 queste emergenze. Se noi usciamo con l'emergenza economica non risolta, finisce veramente che poi non la finiremo più, e questo è un territorio che deve avere iniezione di risorse, dobbiamo essere presenti con le imprese, visto e considerato che abbiamo chiesto alle imprese di chiudere. Quindi 25 miliardi sono, come si può dire, oggi non saranno poco o nulla, spero che sia l'inizio di un grande stanziamento. Mi chiedo perché ancora in Italia si continui a rispettare l'Europa.
Mi chiedo come mai c'è ancora questa sudditanza nei confronti dell'Europa, e non lo dice un anti-europeista. Io non ho le seghe mentali o non ho discorsi strani in testa, vi dico che l'Europa, che ha senso di esistere, secondo me ha senso di esistere, deve essere un'Europa che ha una sua dimensione politica e davanti a una crisi che è planetaria deve prendere posizione. E la domanda sul piano post-Covid, abbiamo detto che ne parliamo domani, vado dal MAS, Asca News. I lavori agricoli saranno possibili trattamenti dei vigneti pure? Tra le attività proibite o no, evidentemente. Con questo argomento non c'entra niente. Non so. Non c'entra nulla. Le riferisco tutte nel senso che non è oggetto di discussione. In agricoltura è permesso lavorare, sì. Sono attività agricole, come andare a fare il pieno di benzina o fare altre robe, tutto quello che non è vietato è concesso, si dice, no? E il collega Domenico Basso, direttore di TVA, ci sarà una deroga per le persone con gravi disabilità a poter uscire per passeggiare? Stiamo facendo, l'ho già annunciato ieri, se ricordate, ho fatto l'esempio dell'autismo, eccetera. Stiamo facendo, però dobbiamo fare una roba che poi non significa che tutti vanno fuori, perché tutti hanno un problema, no? Anche a me ne va lì uno volendo fare una corsetta. Giorgio Malavasi, gente veneta. Ieri, guardate, dalle mie parti ne ho visto uno col cagnetto, volevo fermarmi, dopo mi fermo e dico, fa l'arrogante. Ma l'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri, fra l'altro sono dei ragazzi che mi hanno contattato, hanno fatto l'applicazione che si chiama 200 metri, quindi basta scaricarsela, magari la posterò, e tu hai uno squillo che dice sei già ai limiti. Comunque se non avete il metro sono 263 passi. Dispiace anche a me, perché sapete, quella mezz'ora libera che ho, mi piacerebbe da farmi una corsa, vivo in mezzo ai campi, e invece stavo là a guardare gli uccellini, a sentire il mare che canta. E il bulldog? Il bulldog ha rimandato l'operazione perché non è una roba urgente, per cui l'ha rimandata. L'ho detto ieri, no? Sì. Rispondendo a quelli che hanno detto che facciamo morire gli animali togliendo i respiratori. Guardate, io amo gli animali e non è proprio vera sta storia, l'ho spiegata bene ieri e basta. Prego. Giorgio Malavasi, gente veneta. La Regione Calabria ha avviato il trattamento a domicilio di pazienti sintomatici con l'uso di 2 farmaci, idrossiclorochina e azitromicina, per i duri ricoveri in ospedale. È fattibile anche in Veneto? È fattibile anche in Veneto, ma noi abbiamo numeri che loro non hanno. Il tema è che ci sono poi, dipende che pazienti sono, e c'è tutto un ragionamento da fare. Oggi noi vi ricordo che abbiamo 17.000 persone in isolamento e ne abbiamo 1.700 in ospedale. Immaginate non aver ospedalizzato 17.000 persone. Ovvio che la sfida è quella di farne venire di meno possibile in ospedale, tanto è vero che abbiamo 17.000 a casa, che sono seguite, hanno la sorveglianza e tutto. La Ministra del Lavoro ha firmato il decreto che suddivide fra le regioni i fondi per la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti. Quando e come si potrà farne richiesta? Quando crede che saranno erogati i soldi? Ma noi siamo già pronti, adesso l'assessore Donazzan sta già seguendo, io ho parlato anche ieri sera con il dottor Romano, siamo pronti, peraltro siamo pronti anche a modificare nella prossima giunta gli indirizzi dei fondi comunitari proprio perché la programmazione salta tutta, ma oggi dobbiamo occuparci di un'economia che ha bisogno di altri aiuti rispetto a un'economia che avevamo un anno fa, che aveva altre visioni e altre prospettive. Comunque sulle casse integrazione in deroga si corre. Abbiamo già approvato comunque nell'ultima giunta la delibera, per cui sul fronte formale siamo a posto, adesso si attiveranno i tavoli e si vedrà. Tomassini dire, poi io avrei concluso, mi pare, sì, dice il cantiere della Pedemontana riprende i lavori. È vero che il decreto nazionale lo consente, ma la Regione ritiene davvero sia opportuno riprendere un cantiere tanto imponente in termini di persone mobilitate? Ma guardate, il decreto non lo vieta, se sono
Se sono in sicurezza possono assolutamente tenerlo aperto, se non sono in sicurezza no, punto. Ho l'ultima domanda. Stiamo parlando di un cantiere all'aria aperta dove non ci sono persone su un processo produttivo, diciamo, a catena, dove sono uno a fianco all'altro, c'è uno sull'escavatore e uno sul camion. Cioè, se questa è la problematica, l'unico problema è che non si ritrovano all'interno di una mensa a mangiare sotto un capannone, insomma. Per il resto ho l'impressione che sia l'ultimo dei problemi quello di lavorare all'aria aperta da soli. E alcuni E cittadini. premetto che è una scelta loro, appunto, cioè che qualcuno non pensi che la ragione che sta lì a forzare a fare. Antonella Gasparini, alcuni cittadini ci chiedono di pregare le banche di non procedere al pagamento di mutui e di attendere i moduli che sono appena diventati disponibili per accedere al fondo. Per esempio ci dicono che la Crede in sua sponte ha tolto ugualmente la rata. Si stanno muovendo un po' tutte le banche, Banca Intesa, MPS, Credem, le banche di credito cooperativo, insomma vedo che c'è movimento, ecco un appello lo facciamo alle banche, ne approfittiamo e facciamo l'appello alle banche, insomma siamo tutti della stessa partita, agli istituti di credito chiedo di anticipare e di accelerare anche su questo fronte, poi arriveranno le misure del governo, però giustamente se uno è già tirato per il collo con le risorse, c'è la crisi e attendi che arrivi il governo a dirti che puoi farlo, insomma si è capito che il procrastinare le rate sarà una delle misure più adottate, quindi che le banche facciano questo sacrificio e sono convinto che lo faranno. Ultimo giro. Lei poi Volevo chiedere, un dato che mi è sembrato sempre molto interessante è quello delle uscite, diciamo, verticali dalle terapie intensive, cioè quanta gente è passata per le terapie intensive. lo procuriamo. È un segnale positivo che Ne escono, ve lo procuriamo, Possiamo averlo oggi, Presidente. Vediamo se riusciamo. dobbiamo ricostruirlo. Io avevo una domanda che ha due aspetti, ma riguarda i tamponi. Uno, siccome ci arrivano messaggi, telefonate, cose anche difficilmente verificabili, io volevo sapere con esattezza se c'è attualmente qual è la percentuale di copertura con i tamponi del personale ospedaliero, perché arrivano soprattutto da fronte sindacale continue sollecitazioni. Ne stanno facendo, penso che ci vorrà una settimana per finire di coprirli tutti, dai dati che ho visto. Nel senso che ne stanno facendo, considerate che la capacità di fare tamponi è una capacità coniugata a quella di tutto il tema malati, è una capacità che arriverà a 8.000 tamponi al giorno, 10.000, ma dentro ci dovete mettere anche tutto l'aspetto clinico, oltre che a quello. Adesso considerate che comunque per venerdì/sabato arrivano i primi 110.000 test kit rapidi e utilizzeremo anche quelli per verificare le risposte anticorpali. Ecco, l'altro aspetto dei tamponi, ci arriva una richiesta da Valli di Chioggia. Valli di Chioggia è un paesino, una piccola comunità di 1700 abitanti, sono stati investiti dal virus, hanno 4 morti, hanno tanti contagiati, compreso il parroco che pure sta continuando e loro chiedono, noi ci sentiamo un po' asserragliati e circondati da questo virus, potremmo accedere a un tampone di massa tipo VO? Se possiamo dare una risposta a sta gente. Ma guarda, cioè, se potessimo fare i tamponi a tutti li faremmo, cioè il dottor Barben che sta seguendo questa partita, capisco fino in fondo la loro ansia, so che sono attivati gli isolamenti fiduciari e il dottor Barben, se lo contattate, vi dà anche più dettaglio su questo aspetto, perché sta seguendo il dottor Barben. Si considera che noi abbiamo 3.000 fronti aperti, cioè altro? Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie. Ho preso nota delle tabelle che chiedete.